È stato il primo, ma quasi certamente non sarà l'ultimo, il bidello campano, licenziato e denunciato in una scuola del Portogruarese per aver presentato dichiarazioni false sui propri titoli in modo da scalare le graduatorie e ottenere il posto di lavoro. La vicenda è finita sul tavolo della procura, mentre l'iter per il licenziamento non è ancora formalmente concluso. Abbiamo iniziato da qualche tempo un lavoro capillare di controllo sui titoli di tutto il personale non docente delle scuole venete, ricorda l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan, e lo porteremo a compimento per individuare e punire ogni irregolarità. L'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto ha attivato una sorta di gruppo di lavoro, una task force per verificare i titoli, perché ciò che è di più sbagliato è quello di lasciare intendere che proprio a scuola qualcuno possa fare il furbo. Il fenomeno dei bidelli che arrivano dal sud Italia presentando diplomi triennali dall'immancabile punteggio di 100 e si posizionano così in cima alle graduatorie per le scuole venete è noto da tempo. Molti degli enti che hanno rilasciato questi titoli non avrebbero presentato la necessaria documentazione all'amministrazione scolastica veneta che ne ha richiesto la verifica. Secondo indiscrezioni, alcuni di questi episodi si concluderanno presto con nuove denunce in procura. Il Veneto è impegnato da anni in una battaglia politica e legale per ottenere le competenze per gestire le graduatorie a livello regionale. Quando avremo l'autonomia, in particolare nell'istruzione, proprio quel che riguarda il concorso, i vari concorsi per personale amministrativo, quindi anche personale di servizio, personale docente, i presidi, ecco, i concorsi fatti su base regionale avranno certamente una certa rigidità nel controllo, nel confronto e poi anche per dare dignità ai ruoli a scuola si deve andare sapendo che si va a rappresentare il massimo dell'istituzione educativa e quindi bisogna essere a posto.